Bentrovati amici! Buonasera! Come ogni giovedì, che novità su Teleportone! Dai! Ringraziamo subito anche gli amici che ci seguono da lontano, tantissimi, grazie! Ovunque amici, tutta Italia! E come partiamo questa settimana? Questa settimana partiamo dando in Drio Fai Gambari, dalla fine! Perché? Perché abbiamo subito un bonus storico, e ce lo presenta un vecchiotto abbastanza bizzarro, con un mostaccio strano, scuro. Andiamo col servizio! Salve a tutti, sono il vostro Signor da una volta e siamo qui per aprire una nuova rubrica storica che parla delle 11 frazioni del comune di Portotogli, ma oggi parliamo in maniera generica, parliamo esclusivamente del comune di Portotogli. Ma perché siamo a Portotogli? Non so, Dina. A modo smenga, sinceramente mi era detto, ma a metà sa con che am suonando smenga. Però una roba mi ricordo che quando ha suonato mi si chiamava San Nicolò. Ma che cazzo? Sapete chi è il personaggio storico più conosciuto di Portotogli? Cicero Acchio. Beh, bisogna accontentarsi, insomma. Nel nostro comune sfocia il fiume Po, quello che divide il nostro territorio in 3 isole: l'isola della Donzella, l'isola di Cavenier e l'isola di Polesine Camerino. E mia voleva dire una roba una volta per tutte. Il delta del Po, assieme a altri lecchi, e mina da altre parti. Quindi mi ormai so vecchio, ma altri che si suvnia tu altri vai a usarlo al meglio il nostro territorio, che è l'importante. Ciao e ci vediamo alla prossima puntata. Grazie signor da una volta, a di ben mi vuoi fare i servizi e poi ce ne cosa vuol dire Portotogli, dillo ti vai La spiego io. Nel 1867 i consiglieri comunali del distretto di Ariano scelsero questo nome perché conservava l'idea della posizione topografica ed è facilmente accettato e riconosciuto dal pubblico. Bene, ma adesso andiamo con un argomento che ci tocca particolarmente. A Santa Giulia c'è un grosso problema. Andiamo a vedere nel servizio. Una grande storia d'amore, nata tra le sponde del Po di Gnocca. 2 amanti inseparabili, disposti a tutto per non dividersi. Ma incombe un'ombra pesante sulla loro passione. Nome, Nelio Coio, Armando Pisaroia. di dove sei? Ivica, sponda a sinistra del Po di Gnocca. San Rocco, spunta a destra del Po di Gnocca. Cosa vi ha fatto innamorare? Beh, a me i rossi hanno sempre fatto uno strano effetto e poi Donna Barbuta mi è sempre piaciuta. I suoi capelli lunghi, intriganti e il suo odore da naftalina sulla sua divisa. Qual è il vostro appello? I vostri Ponte Barchi. Ma mia, questa mina, poi mia sai. E mi ha detto chi vuol fare Ponte Barchi. No, Di che segno zodiacale sei? Cosa? Mi Sa- devi scherzare? Perché se chiudono il ponte diventa un problema? E lì è un problema, sì, e come faccio ad andare a catarla? Non tocca fare tutto il giro d'occa non tocca fare. Sappiamo, vedalo. Cosa ne pensate della rete wifi libera di Portotolli? Vai a wifi, ma se ti hanno detto, mio è il problema del ponte, non del wifi. Ma chi è libera? La tua madre? Non ci sono altri mezzi per collegarvi? A voi solo la mia bicicletta, o se no bisogna che venga sta da me, ma è a voi mina perché ha cucinare e lei è a sua cucina. E mio solo è sotto la bicicletta? E a voi che viene a stare a San Rocco. Ma vai a bello, lui so mettio. Una coppia in profonda crisi. Speriamo che rimanga aperto questo ponte di barchi per far sì che questa coppia non si dividi. Ma dividi o divida? Saga da invitare! Lascia stare, Maria. Andiamo, ricordate l'iniziativa della settimana scorsa? Fatti una foto con gli hashtag che novità? Vediamole tutte d'un fiato! Mi ricordo che allora l'orchestra suonava così. Tipi 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 ti dove vai? Tipi 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 ti cosa fai? Tipi 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 ti come mai? Sei innamorata di lui.
Grazie per tutte le vostre foto. Mi raccomando, continuate a inviarcele con l'hashtag Genovità. Bene, benissimo. Il prossimo servizio riguarda un dubbio che attanaglia il nostro Crive. Vediamo. Grazie studio. Ogni volta che vai in netto avevo sempre un dubbio. Ma qua a Porto Togli, ai tempi dei nostri nonni, bisnonni e altri snunni, sempre, la pesca è sempre stata attività che ha sempre da mangiare e da vivere tutti quanti. Ma adesso, con la generazione 9, è ancora sicca o se cambia tipo tipologia di lavori? E va a mandare direttamente ai luri. Pescatori sì o no? Certo, io vado a vongole, dopo a rimare, a sievai, a piocci, fia tutto. No, è la mia passione, ma non è il mio mestiere. E qual è il tuo mestiere? Io sono un facchino di molluschi. No. Ma qual è il suo mestiere? Biologa marina? Ok. Mai fatto il pescatore, ragazzi. Ah, ok. Ma quindi cosa fai? Ho un ristorante. Ah, ma di cosa? Pesce? Buona, NKP che alla fine gira e mena. I lavori è cambiato, ma chi da altri è sempre la pesca che andrà da mangiare e da vivere tutti quanti. La speranza è che questa attività qui continua a darne anche ai nostri fioi e ai fioi dei nostri fioi, quindi bisogna meno trascurarla. Comunque, adesso posso dormire tranquillo. Ciao a tutti. Buon amici, grazie al nostro TG abbiamo risolto anche questo dubbio e siamo giunti al termine. E quindi passiamo ai saluti. Ricordatevi di cliccare mi piace alla nostra pagina Facebook di Teleportole. Condividete i nostri video ogni settimana, siamo anche su YouTube e mi raccomando ogni giovedì Genovità su Teleportole. Vi è arrivato questo, ma vediamolo. Ma ti da fare una testa? Ma c'è pazzua che tua, vai a Rocco. Vabbè. Ma come?